il nostro monumentale regista Lorenzo, anche lui che è in via di ammuffimento come il sottoscritto. Possiamo dire che se qualcuno ci spedisce le noci possiamo fare il gorgonzola, almeno con le nostre scarpe. Ok, sì, perché se ti bagni le scarpe, Mimmo. A proposito, Mimmo Magneta, presidentissimo dei professionisti imprenditori uniti, a fianco a me. Buongiorno e buon ascolto a tutte quante le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Ma mi devi spiegare, perché tu conosci il procedimento per fare il gorgonzola? No. Però so che è ammuffito, quindi in qualche maniera si farà. La cosa pazza è che se tu vai a Gorgonzola in provincia di Milano non c'è un caseificio. Per comprare il gorgonzola, che spiego agli amici, Gorgonzola è in provincia di Milano e della zona est. Per comprare il gorgonzola dal caseificio devi andare a Novara, che è in Piemonte, che è a ovest di Milano, quindi ti devi sparare 70 chilometri abbondanti, se non di più. Però il formaggio si chiama gorgonzola e non Novarzola, come avrebbe più senso visto che lo fanno a Novara. No, ma Questo è un mistero. a me invece risulta che a Gorgonzola comunque c'erano degli stabilimenti. Hanno chiuso tutto allora. No, È come la Fiat che produce tutto in Polonia, chissà perché, o in Spagna addirittura ora. Misteri. Eppure fabbrica italiana automobili Torino. Poi se qualcuno lo 0292947222 riesce a spiegarci il mistero del gorgonzola e anche il mistero della Fiat, siamo qua ad ascoltarlo. Per più timidosi il 340-670-9659, ripeto 340-670-9659, per i vostri messaggini WhatsApp, così la vostra privacy e soprattutto almeno la vostra privacy locale non verrà toccata e soprattutto non vi esponiamo, non vi espongo alla tagliola del sottoscritto. Mentre invece, dato che a me della mia privacy non me ne frega un bel niente, io vi dico, segnatevi sto nome, Mimmo Magneti, segnatevi sto numero 339 11 70021, questo è il mio cellulare, per chi volesse può tranquillamente contattarmi, perché io il telefono l'ho acceso 24 ore H, chiaramente dopo il termine di questa trasmissione. Astenersi maniaci, perché sono tantissimi che lo chiamano. Ma no, ma vanno bene anche maniaci, così cazzeggiamo un po'. Dai, ciao Mimmo, fammi vedere l'unghia incarnita su WhatsApp. Parlare Mimmo. sempre di cose serie, alla fine è un po' stanco. Insomma. Ok. A proposito di cose serie, invece voglio parlare di una cosa meravigliosa che è accaduto qualche giorno fa a Pontida, domenica 4 ottobre, giusto? Era il 4... No, domenica era il 6 ottobre, scusate. Il calendario piano piano salta con l'umidità. Io e Mimmo ci eravamo a Pontida, eravamo allo stand di Radio Libertà, poi ovviamente abbiamo un po' passeggiato, clima pessimo, davvero il clima climatico era insomma pesante, sembrava di stare a Waterloo oppure nell'Agro Pontino prima che arrivasse Mussolini a fare la bonifica, però il clima umano era fenomenale, eravate davvero tantissimi che siete soprattutto passati allo stand di Radio Libertà, grazie, tantissime donazioni, un calore umano impressionante nonostante il clima dicevo umido e freddo che c'era a Pontida quel giorno, tanto è vero che i giornaloni hanno scritto marea nera a Pontida, hanno titolato un sacco di schifezze, di cacate contro la Lega, perché quella è tutta invidia, ormai c'è un solo partito che riesce a riempire, a fare un raduno del genere, non è il la PD, Lega riempie non è il Pratoni, PD, ma è la Lega, e la Lega quelli rosicano, davvero gente da tutta Italia, meravigliosi davvero, e soprattutto voglio ringraziare i nostri ascoltatori bresciani, ma no, anche le nostre ascoltatrici bresciane, eravate tantissimi e tantissime, soprattutto tantissime, grazie. Poi voglio ringraziare due ascoltatrici, perché il Veneto era presente in massa, tantissimi veneti con le bandiere del Leon di San Marco, meravigliosi come al solito, e soprattutto due ascoltatrici di Tiene che si sono fermate e ci hanno detto noi mentre lavoriamo vi ascoltiamo sempre, grazie ragazzi. E allora un saluto, un abbraccio a tutti e due, un bacione, e voglio ringraziare voi per quello che fate, cioè il lavoro, noi è una nostra trasmissione che va a santificare il lavoro, che dovrebbe essere insomma la Repubblica fondata sul lavoro, così dice la Costituzione, con cui molti ci si sono rinfrescate gli orifizi, gli stessi che dicono che di difenderlo il lavoro, invece come ben sapete il lavoro non l'hanno mai difeso, e vi lascio a voi intendere chi sono questi soggetti, e insomma grazie per ascoltarci quando lavorate. La radio è magica perché ti permette di fare un sacco di cose, però
di tendere l'orecchio e ascoltare e ragionare con la propria testa. Pensate un po', ecco perché la radio è pericolosa, ecco perché questa piccola grande radio è pericolosissima. Quindi grazie davvero, grazie per tutti quelli che sono venuti senza prendere un euro, insomma hanno sfidato il clima meteorologico avverso, perché se stai fermo 2 minuti iniziavi ad ammuffire, davvero c'era un'umidità assurda, però hanno portato un calore umano, un entusiasmo che gli altri partiti si possono soltanto immaginare. Ed ecco, nemmeno abbiamo cominciato, che abbiamo già la prima telefonata. Quindi buonasera, buonasera, chi è e dove chiama? Buonasera, sono Francesco, vi chiamo da Arona in provincia di Novara. Tu c'eri, Francesco? No, non sei venuto? Ciao. Ciao Francesco. Domenica non c'eri a Pontida? No, perché avevo il funerale del gatto del mio vicino, non sono potuto venire. Mannaggia la miseria, mannaggia. Cioè, quindi scusami, purtroppo... le esequie del gatto del tuo vicino, ho capito bene? Sì, Okay. sì, c'è stata tutta la funzione, allora sono stato impegnato purtroppamente a casa. Scusa Francesco, non voglio essere, sai che io ho un pessimo gusto purtroppo, sono il più estremo in questa radio, me l'hanno riconosciuto tutti gli ascoltatori, ma hanno fatto la processione, c'era il carro funebre, è stata una cosa veloce? No, era una scatoletta delle scarpe, e poi dopo hanno scavato lì in giardino, c'è stato un rito così sciamanico e l'abbiamo sotterrato. Meno male, grazie. Manca avete disperso le ceneri nel lago. Io avrei disperso le ceneri nel lago, dai. Ecco, ci chiameranno gli animalisti. Vergogna, non si fa! La volontà del gatto era quella lì, di stare lì nel giardino. Ma tu mi stai facendo venire in mente. Ha fatto un testamento olografo il gatto, me l'hanno detto. A proposito di gatti, io ho conosciuto, ho avuto modo di conoscere un gatto di Monza. Sì. Della Brianza? Sì, della Brianza proprio. Però appunto non aveva solo due gambe e 2 braccia, non c'aveva 4 zampe, insomma. Poverino. No, ma a parte gli scherzi, fanno la funzione, cioè fanno un qualcosa per chi ha gli animali, i cani, i gatti, ci sono anche i posti dove anche poterli seppellire o disperdere le ceneri, ci sono. Adesso io stavo scherzando. No, io ti chiedo scusa per l'ignoranza, Francesco, io non ero a conoscenza. No, ci sono. Sono anche, c'è tanta gente che l'ha fatto. Anch'io ho degli amici che gli è successo sia col cane che col gatto negli anni addietro e hanno avuto modo di fare. Anche lì c'è un po' di procedura, insomma, perché sono sempre dispersioni organiche, no? Cioè, e non puoi tanto buttarli nell'immondizia, poverini, o nell'umido anche loro. Cioè, c'è una cosa che si fa seriamente, ecco, te lo fanno la funzione se vuoi fargliela. Che c'è tanta gente che quando hanno l'animale da compagnia, quando poi va via, lascia veramente un vuoto. Io ho 2 gattini a casa, l'ho appena presi, che hanno 7 mesi, però sono già affezionato come se fossero lì ormai da 5-6 anni, cioè, quindi è un'affezione così, sono molto più, gli danno più soddisfazione che certa gente, diciamola così. Sì. Poi il discorso Gongorzola è nato a Gongorzola, ma poi dopo l'ho trasferito la produzione praticamente in Brianza, nel Comasco, nel Novarese. Infatti a Novara, io sono in provincia di Novara, cioè è una marca famosa, ma ci sono anche altri paesi vicino qua, nella zona di Borgomanero, andando verso Novara, che ci sono questi caseifici che fanno dei formaggi di Gongorzola che sono la fine del mondo. Forse quello più importante che voi conoscete, che è la marca, diciamo che è buono, ma gli altri che non hanno quella marca lì sono molto più buoni, ecco, sono anche tipo crema, uno spettacolo. Se passate di qua, sì, siamo di casa. Dove andare? Sono di casa perché la mia donna, la mia attuale convivente, lavorava a Novara, quindi a Novara la conosciamo benissimo. Mimmo ha lavorato per un paio d'anni nel Novarese, quindi è una zona che bazzichiamo e conosciamo benissimo. Ecco, nella zona di Fontaneto d'Agogna, quei posti lì ci sono questi caseifici. Ecco, infatti ti volevo dirti se appunto se uno era quello di Suno. Infatti mi hanno detto che lì a Suno c'è anche una trattoria dove fanno un risotto non eccezionale, ma di più. E voglia. Poi a volte poi lo fanno anche nelle forme di parmigiano, il risotto qua dalle mie parti, che è uno spettacolo. L'Italia è da scoprire. Ecco, la provincia di Novara è una piccola provincia, magari oscurata dalla presenza di Milano, però è invece qualcosa di meraviglioso. Andate non come turisti, ma come ospiti, come dice qualcuno, però è davvero bella. Io tengo sempre a scherzare che siamo una provincia estrema dell'impero, no? Perché qua a Novara
meno male non viene mai menzionata, però comunque c'è stato un presidente della Repubblica che era di Novara, io non ci sto. Quello ce lo potevamo anche Scalfaro, risparmiare. mamma mia. Io mi ricordo però che comunque abbiamo Risai, abbiamo di Sì. turismo, qua ce n'è un fracco, parte Sì. col lago nostro, San Carlone, le isole sul lago Maggiore, il Muttarone purtroppo che è venuto Tristemente alla cronaca, famoso. anche se tra due province, Novara si sono divise così, è un pezzo sotto di oggi è proprio autunno inoltrato, ma comunque è una bella zona da venire a visitare, come hai detto te prima, non come Turisti, ma come ospiti. Ecco, molto carina, complimenti, quindi complimenti. Ecco, io purtroppo Pontida, vabbè, a parte gli scherzi non sono venuto, però mi sono goduto tutta la manifestazione via web. Devo dire la verità che io di Pontida ne ho fatte negli anni addietro parecchie, e anche col fango, e anche prendendo un fracco di acqua, e di gente, non pioveva domenica, ma di gente c'era veramente tantissima. Ho messo delle fotografie anche nei servizi dei telegiornali, fotografie fatte alla mattina, classiche, che c'è un po' di gente sotto il palco come classico e tutto il platone vuoto, perché devono arrivare i pullman. Quando arrivano i pullman lo riempi nel giro di un'ora e mezza, Pontida è piena. È arrivata la marea nera dopo, come dicono i quotidiani, c'era questa gente nera, dallo sguardo sinistro. Lasciateglielo dire, perché come ha detto anche, mi sembra, Salvini sul palco, è gente che non è andata lì pagata come quando ci sono certe manifestazioni. Bravo. È gente che si è pagata il viaggio, chi era di sezione era gratuito il pullman, però comunque c'è gente che è venuta in macchina, in treno, anche in aereo e dappertutto, ed è gente che ha pagato proprio di tasca sua per venire a stare insieme e passare una giornata che è stata un bel messaggio politico. E logicamente gli altri dalle altre parti, sia partiti che sindacati, rosicano, perché loro riempiono, tra virgolette, riempiono di pensionati, portano i pensionati del sindacato, con i pulmoni, con i torpedoni pagati, e li portano in giro a fare la gita. Fate caso, quando fanno i servizi in televisione, davanti io non vedo gente in età lavorativa, vedo tutta gente con i capelli grigi, poi riempiono anche con gente di colore, che fa colore, diciamo, scusate la battuta, però comunque di gente in forza lavoro ce n'è ben poca. Perché ormai la gente ha capito un attimino un po' come funziona. Comunque sono contento per Pontida che è andata bene, e magari tra qualche anno ritorno anch'io. Avevo piacere venire, però purtroppo per cause di forza maggiore non sono Francesco, riuscito a venire, ma ero lì col cuore. Dobbiamo fare subito, prima che ci arrestano Matteo Salvini, perché prende la condanna. Era importante esserci, appunto, per dimostrare al segretario federale che noi c'eravamo, ci siamo e ci saremo sempre là. E quello era, ecco perché bisognava esserci. Perché davanti lì sono le avanguardie, diciamo, però dietro ogni persona che c'è a Pontida, quando io ero a Pontida, dietro di me avevo minimo 10, 20, 30 persone che comunque divulghi il messaggio, fai proselitismo, tu vai lì, gli altri magari non possono venire, ma comunque sei lì anche a rappresentare anche altre persone dietro di te, quindi la forza di dietro ce l'avrà sicuramente. Adesso vediamo cosa salterà fuori da questo processo qua, però comunque non è che se salta fuori una cosa di condanna la cosa muore lì, sicuramente succederà qualcosa, perché è una cosa veramente indegna che venga fatto un processo a un ministro che ha tutelato i confini e ha onorato il suo mandato. No, la cosa indegna, quelli dall'altra parte sono contro. Francesco, la cosa indegna è che Salvini è l'unico ministro che è sotto processo, mentre gli altri che avevano controfirmato la cosa non ne parla nessuno. Ma infatti, Toninelli, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che aveva il compito di chiudere i porti, aveva anche lui controfirmato, chissà, ma erano tutti là per caso, se c'era non avevo visto, oppure ho firmato senza leggere, cosa che noi comuni mortali non possiamo fare, perché se tu firmi, o io o Mimmo firmiamo senza leggere, o anche Lorenzo firma senza leggere, ci portano in galera senza nemmeno farcene accorgere, cioè alle 3 di notte ti vengono a prendere a casa, perché così funziona, e ti ritrovi nella più vicina casa circondariale. In Piemonte ce ne sono tantissime, ma anche qua in Lombardia non scherziamo, e dopo 3-4 giorni ti arriva l'avvocato e ti spiegano cosa hai fatto, perché così succede a noi poveri mortali. Ecco. Sì, ma poi parliamo di Toninelli, l'ho smemorato, quindi uno che si inventa i tunnel, uno che, abbiamo già capito il personaggio,
preoccupatevi, il tonno che costa. Francesco, non mi toccare Toninelli, perché Toninelli è figlio di un ambulante, come lui era anche quell'altro, il tappeto. Brunetta, anche lui è figlio di un ambulante, e io verso i figli degli ambulanti c'è sempre un po' di riguardo, un debole. Anche se sono un po' figli di, ma non ambulanti, però comunque. No, quelli lo siamo noi, figli di. Figli di Loredana, come dice Roberto. Allora, Grazie a te. Grazie dello spazio, vi saluto, buona trasmissione, vi voglio bene. Ciao ragazzi. Grazie. Anche noi. Allora, vedete, Pontida ha colpito nel segno la facciazza di chi ci vuole male. Tante persone fuori, anche qualcuno dentro. Pensa che c'ho un mio carissimo collega che è un po' naif, che mi ha affermato, ma voglio vedere ora se arrestano Salvini cosa succede. Io ho detto, magari facessero l'errore, perché la Lega arriva al 40%. È brutto da dire, ma è la realtà. Non posso crederci che ci siano persone talmente che insomma si vogliono male dall'altra parte della massicciata, ecco, che dall'altra sponda, come non so cosa dire, insomma, avversari dell'altro campo politico, che possono pensare che se tu arresti Salvini fai fuori la Lega, azzeri un partito, un movimento. Se tu arresti Salvini lo santifichi, anche perché lo stai arrestando perché ha fatto il suo dovere. Il giorno che questi signori se ne accorgeranno e faranno pace con i loro neuroni, forse sarà troppo tardi per loro. Però facendo così fai capire alle persone, dai ragione a quelli come me, cosiddetti complottisti, populisti, insomma la peggio gente, la marea nera, insomma tutta questa gente che io e Mimmo rappresentiamo, che non è tutto un complotto, ma in realtà c'è un potere malato che fa fuori gli avversari politici e non c'ha nulla da invidiare a quello che era il peggior comunismo. Quindi complimenti, o alle peggiori dittature in generale. In Birmania fanno queste cose. Io mi auguro che il Tribunale di Palermo non sia come la Procura di Palermo e prenda una decisione ponderata. Se non lo fa, poi le persone insomma ragioneranno con la loro mente, con il loro cervello. Se qualcuno vuole trasformare un martire Matteo Salvini, insomma basta che sulla strada giusta, buona. assolutamente maneggiare con cura, perché la giustizia, insomma, in uno stato democratico, insieme all'università, ho lasciato al terzo anno di università, ne sono orgoglioso, esiste la separazione dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario. C'è un motivo: se uno dei poteri inizia a esondare, non è più democrazia, e in Italia la democrazia si è spenta da tanti anni, se mai esistita. E quindi, cari amici a casa, ragionate, ma voi queste cose le sapete molto meglio di noi, molto meglio di me, di sicuro. Ho incontrato davvero persone con una cultura altissima, con un senso della realtà, con insomma che capisce molto meglio di me dove si trova e l'ambiente che lo circonda. Io umilmente cerco solo di prestargli la voce in maniera incazzata. Molti hanno detto ma dovresti essere più moderato. Scusate, io non ce la faccio, sono incazzato nero, non riesco a stare tranquillo, scusatemi, io chiedo indietro il mio cervello, perché si stanno prendendo anche quello. E a proposito di cervello, carissimi, leggendo il Fatto Quotidiano di oggi sono rimasto basito per un articolo che insomma esplicita quello che è il mio pensiero, un pensiero un po' di tutti noi, che ha scritto una professoressa universitaria, che ognuno la può pensare come vuole, però mi ha colpito molto. Questo è un articolo di Maria Rita Gismondo del Fatto Quotidiano di oggi, e insomma si chiama Il futuro è degli ebeti. L'uomo ha scoperto il cervello circa 17 secoli avanti Cristo. La scienza ha dimostrato che questa affascinante scoperta, ancora non interamente conosciuta parte del nostro corpo, si è evoluta nel tempo. Il tronco encefalico, tronco cerebrale, è la regione più antica e primitiva, che costituisce la struttura nervosa che mette in collegamento il teleencefalo con il midollo spinale. La parte più giovane nei termini evolutivi è la neocorteccia. Negli esseri umani la sua dimensione è 3 volte più grande rispetto a quella dei primati, a noi più simili, cioè gli scimpanzé, capito? Noi siamo un po' più intelligenti di loro perché stando in piedi abbiamo sviluppato la parte anteriore del cervello, almeno così dice la professoressa Gismondo. Rispetto ai primati non umani, cioè le scimmie, nel nostro cervello l'evoluzione ha prodotto un marcato aumento del numero di aree corticali, che necessitano perciò di un maggior numero di neuroni. L'aumento di questo numero sembra avere vantaggi evolutivi in quanto a percezione, attenzione, controllo motorio, cognizione, memoria e apprendimento. L'evoluzione del nostro cervello
si è però fermata. Ve lo leggo di nuovo. L'evoluzione del nostro cervello si è però fermata e pare proprio a causa del nostro stesso progresso. Ed è recente lo studio che evidenzia come, per la prima volta nella storia dell'uomo, si stia avendo una regressione. Cioè, cari amici a casa, la scienza dice che stiamo diventando tutti più scemi. Invece di andare avanti stiamo andando indietro. Quello che io e Mimmo vi diciamo da anni, cioè il sospetto che tutti questi zombie col telefonino in mano H24, insomma, tanto bene al cervello tutto questo non facesse. E in effetti ci stiamo accorgendo, forse pure un po' troppo tardi. Vado avanti con l'articolo così poi ne parliamo meglio. Uno dice: ma voi che cavolo ve ne frega, voi parlate di lavoro? Sì, però il lavoro è in una società. Il lavoro richiede cervello. Se diventiamo tutti scemi, oppure se qualcuno sta tramando per farci diventare tutti scemi. E qua, insomma, la cosa interessante, il confine. Stiamo diventando scemi noi o c'è qualcuno o qualcosa che ha l'interesse che noi diventiamo tutti più scemi? Sapete, sono complottista e populista, quindi io mi pongo queste domande scomode. Dicevo, l'evoluzione del nostro cervello si è però fermata e pare proprio a causa del nostro stesso progresso. Ed è recente lo studio che evidenzia come, per la prima volta nella storia dell'uomo, si stia avendo una regressione. La scienza afferma che persino le nostre capacità cognitive stanno iniziando a diminuire per la prima volta nella storia umana. Per esempio, secondo una ricerca dell'Università di Stanford, l'utilizzo esagerato dei media e del mondo digitale sta generando nel cervello umano una memoria ridotta. Un'altra capacità in caduta libera è l'orientamento. Oggi per muoversi sia con un'auto che a piedi si usano i navigatori. Non scegliamo un percorso, ma lo seguiamo. Il fatto che non abbiamo più bisogno di orientarci ce ne fa perdere la capacità. Il fenomeno dovrebbe farci riflettere in un momento storico nel quale stiamo delegando le nostre funzioni sempre più spesso all'intelligenza artificiale. Il rischio concreto è quello di creare una società regredita dal punto di vista intellettivo, gestita da macchine più capaci ma che sfuggono dal nostro dominio. Forse è il caso di intervenire prima che non ne avremo più le capacità. Cioè, prima che le macchine invece ci dominino a noi, cioè noi Sì, verremo comandati dalle il mondo macchine. di Matrix, che sembrava una bella favola, una bella storiella, ma come dicono a Milano, Allegar al cul diventa negar, l'abbiamo scoperto un po' troppo tardi. Ora ci stiamo rincoglionendo tutti, senza la tecnologia che ci circonda, da cui noi siamo dipendenti. Attenzione, la tecnologia non dipende da noi, siamo diventati noi dipendenti da lei. Non riusciamo a fare più niente, beatamente, piano piano, ci rincitruliamo. Nemmeno piano a ribellarci. Una volta era più semplice, se uno subiva un torto... Ora se staccano la corrente elettrica siamo persi, se staccano il wifi o non c'è più internet, si blocca tutto. Sì. E quindi qual è il vero vantaggio, qual è il vero potere della vera dittatura? È chi controlla queste tecnologie. Riesce a imporci quello che dobbiamo pensare è quello che dobbiamo scegliere, perché ormai scegliamo, non decidiamo. Decidere è un processo cognitivo che chiede un processo mentale abbastanza complesso. Noi possiamo scegliere solo tra la banana verde e quella biologica, tra la mela rossa o la mela gialla, tra l'Happy Meal o il McChicken. Questa è la società. Punto. E ce ne stiamo accorgendo troppo, forse è troppo tardi. È troppo tardi, cari amici a casa. Che cos'è l'Happy Meal? È il McDonald's. L'Happy Meal è il menù per i bambini, l'Happy Meal. Vedi, infatti Lorenzo ride, lui è giovane, quindi l'Happy Meal andava... sì, quanti... Nemmeno un Happy Meal hai mangiato, non ci posso credere. No, pochi, anche da piccolo, pochi. Però te lo sognavi la notte, l'Happy Meal. Sì, vabbè, il Mac era quell'oggetto proibito, no? Quando eri piccolo. E invece ti alimentavano solo a panini e porchetta? Ma nemmeno la porchetta, sai, no, non ero un grande fan. E piccione almeno? Nemmeno. Va bene, non andiamo alla Barese perché il piccione è un'altra cosa. Sei un umbro finto, allora. Insomma, il piccione farcito. Non ti piace il piccione? Madonna, tocca farti un corso d'aggiornamento, caro Lorenzo il Magnifico, il nuovo regista di Radio Libertà. Vabbè, un'ascoltatrice che ci scrive, la leggiamo subito. Buonasera, un popolo pensante è difficile da gestire, un popolo che si fa domande
non è comodo. Un branco di pecore lo gestisci facilmente, ed Sì, è se c'è proprio qualche vero. pastore maremmano lo gestisci anche Meglio molto più meglio ancora, meglio ancora. ancora. Perché i E maremmani, se le pecore non fanno quello che è, poi gli mozzicano la coda, ce l'hanno la coda le pecore. davvero, non lo sapevo. Ah, così Ce fa. l'hanno le musate e Ecco, stiamo diventando un branco di ovini. Complimenti. Magari, perché l'ovino comunque è sveglio. L'ovino un attimo di attenzione, di occhio vivido ce l'ha. Io ho paura che stiamo diventando pure peggio degli ovini. Comunque, vabbè, noi domenica siamo stati a Pontida, abbiamo girato un po' tutti i vari gazebo di tutte le varie sezioni della Lega di tutte le regioni italiane. Sì, c'era l'unico gazebo che era a suo agio nella Fanghiglia era il gazebo della provincia di Latina, perché tu siamo a casa, siamo tornati all'Agropondino. E quindi ma le paludi non è che sono state solamente nell'Agropondino, ci sono state anche in Toscana. E forse allora La il Duce era Maremma, meglio che passava anche da Pontida, visto come era ridotto, almeno così. Ecco, vabbè, lasciamo perché in stare. effetti io ieri ho fatto una fatica mica da ridere a tirare via tutto il fango attaccato alle scarpe. Però ecco, una cosa che voglio dire, il gazebo che più mi ha colpito è stato quello della Campania e anche quello della Puglia. Quello della Puglia perché mi rimanda alle mie origini, quello della Campania invece perché c'erano lì un sacco di bei prodotti, di buoni prodotti soprattutto, e perché c'era fra chi stava lì al gazebo uno che appunto evidentemente mi ha riconosciuto come uno che si è sempre occupato degli ambulanti in Italia, appunto mi aveva accennato qualcosa riguardo agli ambulanti di Pompei. Tu oggi mi avevi parlato di Pompei dicendo che invece che andare a fare certe commemorazioni ieri si poteva qualcun altro Ieri è la Madonna del poteva Rosario di andare Pompei, che è venerata in tutto il mondo, quindi io allora, giustamente... visto che appunto noi abbiamo il Fatto Quotidiano da cui spesso e volentieri attingiamo, a pagina 13, davanti agli scavi, Pompei, maxi sequestri di chioschi, 66 indagati. L'ordinanza era pronta il 26 settembre, ma per evitare problemi di ordine pubblico si è aspettata la celebrazione della supplica alla Madonna del Rosario. Il giorno dopo, ieri, una mitragliata di sigilli apposti dai carabinieri ha chiuso i caratteristici chioschi intorno agli scavi di Pompei. La procura di Torre Annunziata ha chiesto e ottenuto il sequestro di 46 strutture nella città del sindaco PD Carmine Lo Sapio, l'uomo che ne diede le chiavi d'oro all'ex ministro della cultura Gennaro San Giuliano, e fu una tra le prime uscite pubbliche con al suo fianco Maria Rosaria Boccia. Cioè questo piglia il discorso dei chioschi sequestrati a Pompei per prendere e dare e per ricordare appunto questa storia appunto di San Giuliano con la Boccia, che veramente, cioè, giusto un fregnone ci può cascare con una come quella. Allora, i gazzei a Pompei erano senza licenza o illegittimamente tramandata fra parenti o senza permesso di occupazione di suolo pubblico. Beh, 66 gli indagati. Allora, io sono stato a fare un giro anche in campagna, però mi sono fermato fra Napoli e Pomigliano. Dato che devo riscendere giù al sud, devo riscendere appunto, devo andare anche, mi hanno invitato anche ad andare a Salerno, io passerò per Pompei perché questo che ha scritto questo articoletto su appunto sul Fatto Quotidiano, forse non sa che una volta in effetti certe attività commerciali venivano tramandate di padre in figlio maschio, questo fino appunto a il 75-76, poi la cosa è stata estesa a tutti quanti gli eredi e comunque siamo arrivati Sì, pubblicità, dobbiamo subito, 20 secondi e siamo qua. Ottobre 2023, 7 ottobre 2024, in memoria delle vittime del terrorismo islamico. A un anno dal terribile massacro del 7 ottobre, il nostro pensiero va al popolo israeliano, ai bimbi uccisi in culla, ai giovani strappati alla vita, alle donne stuprate, a chi è morto in prigionia e a chi è ancora tenuto in ostaggio, per ricordare sempre il diritto di Israele ad esistere, a difendersi e a convivere finalmente in pace coi popoli vicini contro l'orrore del terrorismo islamico, per non dimenticare mai.
7 ottobre 2023, 7 ottobre 2024, in memoria delle vittime del terrorismo islamico. E rieccoci qua in diretta con lo Spazio Pio, professionisti imprenditori uniti, con Mimmo Magnetta, presidentissimo, Federico Sparacazzate e il nostro Lorenzo in regia. Torniamo, appunto Mimmo stava finendo un concetto. Di Pompei, dei maxi sequestri dei chioschi. Stavo ricordando appunto alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che fino al 75, al 76 era una consuetudine legalmente prevista dalle leggi dello Stato, quello del passaggio dal padre al figlio maschio. Questa particolare il maso chiuso ce l'avevano anche gli urtisti, che sono e gli agricoltori dell'Alto Adige, quei commercianti di origine ebraica che appunto erano gli unici a Roma ad avere l'autorizzazione a vendere oggetti sacri nei posti pregiati di Roma, no? Ecco, appunto, una volta era una cosa prevista proprio per legge, poi la cosa è stata estesa alle figlie, comunque a tutti gli eredi, e ripeto, comunque appunto io devo scendere giù, devo ritornare al sud e vi prometto che verrò appunto a Pompei, mi interesserò di questa cosa, perché non si può sentire che appunto gente cioè erano senza licenza o illegittimamente tramandata tra parenti. Bisogna vedere, cioè prima di scrivere certe cose bisogna informarsi e documentarsi, perché le leggi prima lo permettevano. Ancora oggi voi trovate certi locali dove si fa somministrazione di cibi e bevande che, se sono ancora gestiti da vecchi proprietari o da vecchi gestori che stanno lì da 40 o 50 anni, ma anche da 30 anni, e non hanno assolutamente né il gabinetto per l'invalido, non hanno il gabinetto per l'uomo, la donna, o per quelli di cioè di particolarità ben definite, che non hanno appunto lo sgabuzzino per cambiarsi, non hanno la canna fumaria secondo tutti i crismi, che quelli appunto possono ancora esercitare. Cioè il problema appunto è questo: in Italia, se tu hai un'attività, se tu erediti, comunque se tu hai un'attività in cui svolgi un'attività lavorativa, prima di certi tempi sei entro i termini di legge, per cui io inviterei appunto chi ha pubblicato questo articolo sul Fatto Quotidiano di oggi di documentarsi meglio. Comunque io, alla mia prima discesa in campagna, verrò a Pompei e verrò appunto a farmi carico anche di questa situazione. Ma in altre situazioni io, come rappresentante dei professionisti imprenditori uniti, mi sono accollato e qualche risultato l'ho portato a casa. A Milano ci sono ancora tanti mercati in cui appunto si ricordano di quello che è stato il mio impegno, e ripeto, io verrò a darvi sostegno, perché non si può sentire che attività lavorative dove ci sono le famiglie che ci campano le famiglie, che ci campano i figli, vengano prese e tolte in questa maniera. E a proposito di questo, Mimo, c'è un articolo interessantissimo su Sole 24 Ore. Come tu ben sai, io faccio la mia rassegna stampa del disastro, no scherzo, del disastro oscena, però insomma vado a radunare tutta una serie di notizie che passano in quinta, sesta pagina, però sono molto interessanti per capire il momento che stiamo vivendo, un momento abbastanza psichiatrico, oserei dire, un momento in cui il mondo è diventato l'Italia, oppure l'Italia si è estesa al globo intero, governi che cadono, instabilità politica, guerre, davvero. E infatti da noi c'è una strana calma, è come se fossimo nell'occhio del ciclone. E quindi pensate un po', Mimmo diceva che c'è questo rancore verso le piccole e medie imprese, le partite IVA, però guardate un po', chissà perché in ultima pagina c'è una notizia che ora sto leggendo da Sole24Ore.com. Il fisco incassa 23 miliardi in più grazie anche alle tasse delle partite IVA. Non ditelo alla CGIL, non lo dite alla CGIL, che sennò Landini non può più fare lo sciopero generale contro la manovra immaginaria che ancora non è stata stesa. Questo fa già gli scioperi che manco si vede la manovra. Io dico, se fai sindacato fallo bene, prima leggi le cose che non vanno e poi protesti. Invece questo, beato lui, si fa già le seghe mentali, come diremmo noi plebei, o ancora meglio i castelli per aria, così non sono volgare. Avrei qualcosa da aggiungere anch'io, ma abbiamo un ascoltatore in linea, perciò diamo la precedenza all'ascoltatore. Buongiorno, chi sei e da dove chiami? Mimmo, buon pomeriggio a voi e buon lavoro. Mimmo da Napoli, giusto?
Sì, vi stavo ascoltando. È un sacco di tempo che non ti fai più vivo, come stai? Ma non è che non mi faccio più vivo, sinceramente a volte dico delle cose per cui preferisco farmi un attimo da parte e ascoltarvi semplicemente, perché non si possono sentire certe cose. Allora lo so, e cosa abbiamo detto, quello, Mimmo? io non posso farci niente. Mimmo, Però cosa abbiamo detto? Voi la Diccelo. libertà di potervi esprimere. Prego, dai. E voi me lo consentite, Prego. vi ringrazio. Detto questo, volevo dire, noi campiamo sul piccolo artigiano. Scusa, posso? Sì, devi. No, perché le immagini arrivano in ritardo, per cui stava parlando insomma tutte e due, e per cui pensavo che io stavo... Dicevo, la donna degli orefici a Napoli si patrinfiglia ancora oggi, si passano l'incisione sull'oro, fanno dei capolavori a Pompei, lo stesso Pompei, le strutture sacre, dei piccoli, ma ci sono artigiani a morire qui, si vive di quello, perché purtroppo vedete, l'Italia ormai l'informazione è morta il 70%, noi siamo oltre il 70° posto per libertà di stampa, che ne dica Mattarella, che ormai quando la vecchiaia incombe non c'è niente da fare, mi capita pure a me. E allora, nel momento in cui lui dice c'è la pluralità di informazione, e sa benissimo che non è vero, non è assolutamente vero, non c'è pluralità di informazione. Mimmo, perdona l'interruzione. Tu stai parlando con uno che è stato condannato per aver espresso una sua convinzione che aveva origine sindacale a ben 1.500 euro di multa, invece che appunto prendermi 8 mesi di galera. Hai capito? Cioè io che sono un sindacalista, lo faccio da 21 anni, ho espresso una mia considerazione, per questa mia considerazione mi volevano mettere in galera per 8 mesi, ma hanno graziato dandomi 1.500 euro di multa che io alla fine ho dovuto pagare. Tanto per questa è la libertà di informazione in Italia. Ecco, ti ridò la parola. Mo ti dico una cosa che vi farà rabbrividire. Io mi reco allo stadio con il biglietto in mano di ingresso, allo stadio di Torino a vedere Juve Napoli, con la mia famiglia, 4 di noi col biglietto in mano, ci obbligano a tornarsene a casa perché in Italia quelli che vengono da Napoli e provincia non possono entrare perché l'ha deciso il prefetto. Poi improvvisamente la sera sento che da almeno 2 anni le curve di Milano, dell'Inter e del Milan hanno fatto un po' di morti e praticamente sta in mano all'Andrangheta, e l'Andrangheta ne è proprietaria. Come io non ho mai Juve. avuto una multa in vita mia in 76 anni. Allora di quale paese parliamo? Di quale Italia parliamo? Di quale prefetto parliamo? Di quale governo parliamo? Per l'amor del cielo, Dio ce ne scanti e liberi. Però diciamo, che tipo di Italia stiamo andando? Io vi seguo, spiegatemi questa Italia. Vorrei capire, una persona per bene come me, fedina penale pulitissima, un professionista, un funzionario andato in pensione, con la moglie, anche lei 70 anni, con 2 miei nipoti, non entro a Torino. Poi capisco che improvvisamente Inter e Milan, i loro dirigenti sono d'accordo con la Draghi per la spartizione dei proventi e quant'altro. Vabbè, dai, Mimmo, ma che fai? Sei geloso perché invece questo non accade con la Camorra? Dai, fai il bravo, su. In fondo è del fatto che appunto i torinesi, gli interisti, i milanisti... Anche la Juve purtroppo ce l'ha avuto. Ascolta, un momento. I fatti parlano che il 50% di Lombardia e Veneto, i comuni piccoli sono gestiti dalla 'ndrangheta
da almeno una ventina sul d'anni. Veneto mal informato, è l'Emilia Romagna, pazzi. è l'Emilia Romagna purtroppo, non è il Veneto. Anche è l'Emilia Romagna, hai detto benissimo, Mimmo, bene. Mimmo, ti devo correggere, sono più di 30 Ah, anni. Lombardia e Emilia Romagna, certo. Ma sono più di 30 anni da quando mandarono al confino qua al nord tanti dell''ndrangheta, tanti calabresi furono mandati qua. E non parlo del nord, Piemonte, perché c'è tutta la zona provincia di Torino purtroppo che insomma è ben radicata. Ma tu visto che quando io sto davanti ho le parole nella mente dell'Umberto Bossi, che io sono un nostalgico. Lui disse lasciamoli uccidere tra di loro. Quando hanno visto che da qui si faceva fame ed era molto più bello andarsi a pigliare un po' di soldini in Lombardia, si sono trasferiti tutti quanti e sono stati bene accolti, visto che loro poi portano avanti paesini interi. Grazie Mimmo, grazie. Grazie a voi, grazie dello spazio. Grazie. No, è un problema. Allora, sul fatto dell''ndrangheta, sul fatto dell''ndrangheta che purtroppo si è radicata al nord. Quelli sono i veri imprenditori, perché purtroppo non è vero. Per niente l''ndrangheta è l'organizzazione imprenditoriale con cui i cartelli della Colombia, della Coca, della Coca, sì, della Coca. No, diciamo i cartelli di che? Magari dei concessionari di automobili, può pensare. No. Oppure delle prostitute. Me lo diceva Guglielmo, Saccio. Oppure dei tranvioni, che diciamo, principe, noi questi parliamo solo con l''ndrangheta, amore. No. Comunque non divaghiamo oltre. Allora, il problema appunto, Mimmo, tu mi piaci, te lo dico chiaramente, però a tutte le categorie che tu hai citato, dicendo, quando hai parlato di Mattarella, di questi, quelli, quell'altro, hai toppato, nel senso è mancato l'unica categoria che è quella che fa un po' i suoi porci comodi, e mi riferisco a quella dei magistrati, capito? Tu hai fatto una serie di domande, dici, ma perché succede questo e quest'altro? Noi abbiamo in Italia una magistratura, abbiamo una giustizia che ha 2 pesi e 2 misure. C'è anche, lo diceva anche il povero Silvio, che sono tanti bravissimi magistrati, però purtroppo ci sono le correnti, e queste correnti gettano discredito sulla magistratura. Non lo diciamo, non lo dice Di Matteo, che è un grandissimo magistrato, lo dice Sabella. Qua nessuno vuole sconti a nessuno, nessuno vuole una repubblica, nessuno vuole una repubblica di criminali, però vorremmo una giustizia che funzioni, una giustizia che non funziona per distribuire le poltrone a certe correnti a discapito di altri, ma una giustizia che funziona a servizio del popolo, perché come dice la Costituzione, la giustizia amministrata è in nome del popolo, in nome del popolo italiano iniziano le sentenze. Ecco, come Di Matteo, Sabella, Gratteri, sono tantissimi magistrati indipendenti che denunciano l'attuale Stato, e purtroppo il Presidente della Repubblica, Mimmo, ti devo correggere, di Mimmo il Presidente, è corrispondabile perché al capo della magistratura in Italia c'è il Presidente della Repubblica. Ebbene fece Cossiga, quando ebbe il dubbio, a mandare i carabinieri per sciogliere il CSM, perché il Presidente della Repubblica, oltre a sciogliere le Camere, può anche sciogliere il... Sì, vabbè, no, ci si è messo Cossiga che tirò fuori Gladio, quando me lo farà Mattarella? Lo so, però avrebbe avuto, dopo gli scandali accaduti, avrebbe dovuto sciogliere il Consiglio Superiore della Magistratura. Comunque non l'ha fatto. Io devo ringraziare Mimmo di Napoli, perché a seguito di quello che ho detto su Pompei, sì, di Pompei, lui ha preso, ma ha tirato fuori gli orefici appunto che stanno a Napoli. Sì, anche a Torre del Greco, tanto che sono tantissimi. Infatti. È un comparto importantissimo, e non a caso questi orefici, tutti questi professionisti, nonostante tutti gli strali che vengono lanciati dalla CGIL, partite IVA che evadono, governo dell'evasione e tutto, qua nessuno vuole fare il paraculo, però bisogna dire, arriva un contributo importantissimo da queste partite IVA, evadi qua, evadi di là, e invece cosa scrive il Sole 24 Ore, che è il giornale della Confindustria, cioè delle grandi imprese che se ne sono sempre, no, qua disco, insomma, delle sempre fatto imprenditori, ecco, invece che gli imprenditori del grande capitale, non delle piccole e medie imprese. Attenzione, sono due cose ben distinte. Notiziola: il fisco incassa 23 miliardi in più grazie anche alle tasse delle partite IVA. Prosegue la corsa delle entrate tributarie che arrivano a 380 miliardi di euro, con 23 miliardi in più rispetto al periodo dell'anno scorso, grazie anche alla spinta dell'autoliquidazione. Ora posso farmi ricordare una cosa. Non mi ricordo più quanti anni fa, ero al tavolo lì al Mise, all'epoca si chiamava Mise, in via Veneto, Ministero dello Sviluppo Economico, al tavolo che fu di Sua Eccellenza, quella antica, no? Al tavolone, eravamo lì radunati in 14 presidenti di 14 associazioni differenti,
e si sedette il ben noto Carlo Calenda, e noi eravamo lì appunto in delegazione per portare avanti la lotta contro la direttiva europea Bolkestein che uccideva gli ambulanti. Guarda caso stanno salvando i balneari che hanno avuto una proroga fino al 2027, gli ambulanti a Roma per esempio li stanno già fottendo, a Roma nel 2025 devono partire con i bandi. Ecco, comunque si sedette il ministro Carlo Calenda con fare sprezzante, diceva vabbè, voi ambulanti siete dei miserabili, dei pezzenti. Io mi ricordo, a me mi fece esplodere la rabbia perché io ho sempre subito, l'ho raccontato già altre volte, ma ve la riracconto ancora perché dal 1934 io posso dire tutto e di tutto. È nel 1900 Io quando facevo la scuola elementare, quando arrivava il momento del pensierino, il maestro appunto ci dava il titolo, che lavoro fa il mio papà. Ecco, io pigliavo il foglio del quaderno a righe e scrivevo il titolo, che lavoro fa il mio papà, orgoglioso lo scrivevo. Il mio papà fa il lavoro del mestiere del venditore ambulante. Il secondo lavoro più antico del mondo. Il maestro appunto passava banco per banco e raccoglieva appunto i pensierini di ognuno di noi, eravamo in 32 o 34. Sì, ma parla col microfono, Mimmoso. Eravamo in 32 o 34 e praticamente leggeva appunto il pensierino di ognuno di questi. Quando arrivava da me il mio papà, che era il mestiere fa, io rispondevo appunto e leggevo il mio papà fa il venditore ambulante, questo pigliava, mi dava una carezza e dicevo poverino, andava avanti. E bambini, regalate le merendine a Mim che non ha da mangiare. Io ero l'unico che portava 2 focaccine e le distribuiva a tutti quanti gli altri, a me ne rimaneva sempre un pezzettino così. Comunque a Carlo Calenda, quando fece questa scena, entrando appunto, trovando noi 14 presidenti, 14 associazioni che rappresentavano gli ambulanti, tutte tranne Confcommercio e Confesercenti, presi la parola per ultimo e io a Carlo Calenda specificai che i venditori ambulanti, in oneri fiscali, davano allo Stato italiano la bellezza di 4 miliardi e mezzo di euro. Questo sbarrò gli occhi, Carlo Calenda sbarrò gli occhi e dice: come? 4 miliardi e mezzo? Sì, caro ministro, forse lei non lo sa, ma gli ambulanti a questo Stato qua danno la bellezza di 4 miliardi e mezzo. C'avevo dei colleghi presidenti di altre associazioni che mi tiravano per la giocata. No, zitto, zitto. Se no ci dicono che vadiamo. Se no ci cacciano. Comunque gli ambulanti italiani, nonostante tutte le elusioni e le evasioni che hanno fatto, di cui sono accusati, comunque davano appunto, e ormai parlo di, saranno 10 anni, forse anche più, insomma, che andammo a questo incontro, davano all'epoca 4 miliardi e mezzo. Ecco, di questi miliardi di cui tu hai parlato, che appunto pubblicato sul 24 ore, sul Sole 24 ore, ecco, parte di quei 23 miliardi in più, sì, 23 miliardi in più, sì, sono anche sicuramente degli ambulanti che ancora riescono a lavorare. E ora c'è una notizia bellissima. Prego, la leggo io. Se la vuoi leggere tu, lei, dico solo titolo della redazione di Radio Libertà: se Roma piange, Madrid non ride. Il Sole24ore.com. LGBTQ+, lavoro, 2 punti. La Spagna introduce norme su parità, trattamento e non discriminazione. In Consiglio dei Ministri spagnolo arriva oggi il decreto che attiverà una serie di regolamenti che saranno obbligatori per aziende con oltre 50 dipendenti. Accelerazione in Spagna per i diritti dell'LGBTQ+. È previsto oggi via libera in Consiglio dei Ministri del decreto che sviluppa misure specifiche per garantire la parità di trattamento e non discriminazione nel lavoro delle persone, insomma, LGBT, secondo quanto anticipato da El País. Il testo che il Ministro del Lavoro e dell'Economia Sociale, Yolanda Díaz, porterà all'incontro è stato concordato con i sindacati e i datori di lavoro. Lo scorso giugno attiverà una serie di regolamenti previsti dalla legge trans, che saranno obbligatori per aziende con oltre 50 lavoratori. Abbiamo al telefono Luxuria che ci sta chiamando. No, ragazzi, però questo per i nostalgici dei governi di sinistra, insomma, gioite nel sentire questo, perché se Roma piange, Madrid non ride, ed ecco quali sono le priorità in Spagna. Buonasera, chi è? Da dove chiama? Buonasera, sono Mario, chiamo da Varese. Vi stavo guardando adesso per la prima volta, ho visto il canale 252, la radio l'ascolto ogni tanto, ma quando posso. Adesso sono a casa e allora così ho guardato, ho visto. Ma tu ci vedi anche in video? Si è rotta la TV? Sì,
Si è rotto già la TV? Ok. No, assolutamente no, ci mancherebbe. No, sono contento. Voi sentivo che parlavate degli ambulanti. Sì. Io non sono ambulante, sono un microimprenditore. Io e tanti miei amici facciamo stesso, noi abbiamo i camion, facciamo serviamo magazzini, cose, cioè in piccolo, però sono il mio fratello, un altro mio amico. Cioè io sono sempre delle idee, sempre più delle idee, anche adesso sta patente appunti, no? Entro il 31 tutti devono fare tutti, perché il governo quello che dice così, tipo, non lo so, tipo imposizione mafiosa, una roba del genere, perché uno potrebbe non essere lì o fare qualcosa, invece devi fare tutto entro, fregandosene di tutto. Ma io sono dell'idea che tutte le piccole imprese come la mia o come quell'altro dovrebbe andare alla Camera di Commercio con i libri contabili in mano, presentarli, chiudere l'attività e dire al governo: la mia attività la compri tu, mi assumi come dipendente, la gestisci tu e voglio vedere come fai tu a tirar fuori i soldi che chiedi a me di tasse e voglio vedere come fai tu a mandarla avanti, perché magari sei più bravo di me e a me mi sta benone, a me però mi dai lo stipendio per le ore che faccio e per il tribunale che faccio. Tutte le attività, i sindacati sono il cancro dell'Italia, hanno rovinato il mondo, sono lì dentro nelle aziende, le ha mandate via e non c'è nessun governo che fa ai piccoli, ai grossi sì, ai piccoli no. Perciò io sarei dell'opinione di chiudere tutto, mandali avanti te. Lo so che diventerebbe un regime comunista, ma voglio vedere come fa a tirarsi fuori i soldi. Grazie, scusatemi, buona giornata. Grazie. Sai cos'è? C'è stato 2 giorni fa su radio, sul terzo canale una trasmissione con, come si chiama quello, Iacona? No, io grazie a Dio, presa diretta sulle 3. E praticamente ha fatto l'esempio di di un'azienda, una grossa azienda francese in cui lo Stato francese c'è anche una piccola partecipazione, che si è comprata la Parmalat. Lactalis, sì. Ecco, Lactalis ha comprato la Parmalat quanto non costava, quasi a prezzi di saldo le privatizzazioni della sinistra. Si è mantenuta quello che erano i prodotti famosi nel mondo e tutto il resto l'ha chiuso. E si fa tutto in Francia, la fascia di voi italiani stronzoni. Perché i francesi hanno appunto questa attenzione verso quelli che sono i loro interessi. Li abbiamo fregato ancora. C'è stato quel ministro Mauré, non mi ricordo come cavolo si chiamava, questo che ha fatto una legge in cui se una grossa azienda decideva, che aveva anche usufruito di vantaggi fiscali dallo Stato, se appunto decideva di delocalizzare a qualche altra parte o comunque che andava contro gli interessi francesi, glielo impedivano. Cioè lo Stato diventava proprietario dei mezzi di produzione. Quindi anzi, manco li costringevano a prendere a fare quello che dovevano fare, perché sennò appunto in Francia ti mandano alla ghigliottina. No, se tu delocalizzavi, la legge dice così, lo Stato diventa proprietario del capannone dei macchinari all'interno. Tu te ne vai, però i mezzi di produzione restano a chi ci lavora. Questo non è comunismo, è un senso di giustizia, perché lo Stato deve fare lo Stato, la collettività, le persone, il lavoro vengono prima della finanza, è quello che in Europa non si vogliono mettere in testa. Gli interessi di un paese vengono prima di tutto il resto. Assolutamente. L'interesse dell'Italia viene prima sicuramente di quello che dice l'Unione Europea. Questo deve essere. Delle follie europee, perché ormai sembra che ci sono follie ovunque, ne stiamo tutti pagando il prezzo con fallimenti, con un'economia che va male, abbiamo la Germania che va malissimo. Voglio leggere questo articolo della serie Se Roma piange, Stoccolma non ride. Il crimine in Svezia paga, e molto bene. Ecco dove la sinistra governa da 40-50 anni quasi ininterrottamente, i socialdemocratici svezzi sono stati dove le porte di immigrazione sono state più che spalancate. Succede questo, in Svezia la criminalità sta passando al lato economico con truffe, estorsioni e inquinando l'ambiente con affari, con il riciclaggio del denaro sporco, in un paese che ha un tasso di omicidi doppio rispetto all'Italia. La criminalità hanno imparato anche loro. Pure peggio. Secondo le stime, i criminali guadagnano ogni anno in Svezia dai 100 ai 150 miliardi di corone svedesi, quindi dagli 8 ai 13 miliardi di euro. Rifinisce la TV di Stato svedese SVT.
Un nuovo rapporto della polizia afferma che l'economia del crimine sta avendo un enorme impatto della società. Questo denaro, se dirottato verso l'economia reale, potrebbe triplicare gli assegni familiari per tutte le famiglie svedesi con bambini, si legge nel rapporto. Insomma, oltre al mercato nero del denaro che crea una concorrenza malsana grazie al riciclaggio delle somme della criminalità, la crescita dell'economia criminale è anche direttamente collegata all'aumento degli omicidi, sparatori ed esplosioni che in Svezia hanno registrato un record negli ultimi anni. Si stima che le frodi siano la principale fonte di reddito per le bande criminali, che utilizzano estorsioni e minacce per riscuotere multe o debiti fittizi. L'anno scorso sono stati denunciati 9.000 reati di estorsione, il 30% in più al 2022. Questo rapporto della polizia svedese. Ecco quello che accade, insomma, quando si spalancano le porte, quando la sinistra governa ininterrottamente per 50 anni, se non 60 o di più. Questa è la situazione della Svezia oggi, con un tasso di omicidi per 100.000 abitanti che è il doppio rispetto all'Italia e della confinante Norvegia. E poi, sempre della serie, una serie di notizie che vanno in quinta, sesta pagina, mi fanno capire il clima politico in Europa. E perché così? Perché i patrioti, la marea nera che avanza. Germania, della serie Se Roma piange, Berlino non ride. Germania, i fallimenti crescono nel numero ed esplodono nelle dimensioni delle aziende coinvolte. In Germania vedremo una crescita dei fallimenti nel 2024 e nel 2025 e soprattutto un forte aumento nelle dimensioni delle aziende che andranno in insolvenza. I motivi della crisi sono molti e non facilmente risolvibili, almeno da questo governo. Uno di questi, ve lo dico io, faccio lo spoiler, come si usa dire, è il prezzo dell'energia. L'Europa è l'area del mondo dove l'energia è più cara in assoluto, e grazie a cosa? A delle sanzioni idiote alla Russia, che hanno fatto più male a noi che alla Russia, è una guerra ancora più idiota in Ucraina, che le istituzioni europee non solo non fanno niente per non fermare, ma continuano a foraggiare con soldi, prestiti e altre idiozie. Fermiamoci prima che sia troppo tardi. Questa è una nota di redazione. Vado avanti, qualche riga e poi giustamente il tempo è tiranno, mancano pochi minuti, dovremo chiudere, però finiamo di leggere l'articolo e poi ci salutiamo. I fallimenti in Germania stanno aumentando in modo significativo e questa tendenza probabilmente continuerà per tutto il resto dell'anno e magari oltre, poiché l'economia continua a lottare con la recessione. Uno può dire: a me che me ne fotte della Germania, caro amico a casa, che tu abiti al Brennero o a Lampedusa, devi sapere che gran parte delle imprese italiane, industriali, manufatturiere, ma anche turistiche e agricole, la Germania è il primo paese d'export delle nostre imprese agricole. Il paese tutto lavora sulla Germania. Se la Germania va male, anche noi andiamo male. Tutta l'Europa va male. Se Berlino piange, Roma non ride. In questo caso, sì. Anche non era se Atene piange, se Sparta non ride, sì, ma in questo caso ho voluto ampliare il raggio per scherzare sempre. La più grande compagnia di assicurazione crediti al mondo, Allianz Trade, prevede che nel 2024 il numero di fallimenti in Germania aumenterà del 21%, dopo aver già registrato un più 22% nel 2023. Cioè, sarà la volta buona che ci arriveranno invece come immigrati tedeschi. No, non a quei livelli. Gli arabi, i giorgianesi vari, no, ci arrivano i tedeschi. Non a quei livelli, però ci sono un sacco di immigrati italiani, spagnoli, turchi, dei Balcani. Il paese potrebbe essere destabilizzato. Non a caso un partito di destra, Alternative für Deutschland, stravince le elezioni ovunque, arrivando al 31-32%, ormai anche nei Länder. Ci sta eine tedeschi appuntite l'altro giorno. Sì, sono eine tedesche incazzaten, come direbbero dall'altra parte delle Alpi, cari amici. Sono incazzati neri, chissà perché, perché il governo de sinistra, invece di fare le cose come si deve, governare il paese, va a pensare al green, chiudiamo le centrali nucleari, però armiamo l'Ucraina, poi il green è importante, facciamo fumare le canne a tutti. Ecco i risultati, occupiamoci delle canne, mi raccomando, di altre cavolate. Nel frattempo la locomotiva d'Europa si sta andando a schiantare. Povera Europa, vorrei dire, se esiste l'Europa ancora. Povera Europa. Ecco, cari amici dei giornaloni, Repubblica, Corriere, Sole 24 Ore, spiegato il perché la gente va a votare Alternative für Deutschland, perché i tedeschi sono incazzati, perché i francesi sono incazzati, perché gli spagnoli sono incazzati, perché i polacchi sono incazzati, potete farvi, perché i belgi sono incazzati, andiamo avanti così, perché gli olandesi sono incazzati, in Olanda vince il partito, è in coalizione di governo il partito amico della Lega, il partito di Wilders. Chissà perché, ve lo spiego io. In Austria vince la FPÖ.
il partito, anche quello sovranista e populista. Le cose vanno male, cari amici. Lo so che voi mangiate caviale e bevete champagne. Le cose vanno male. Noi invece mangiamo la pasta anticomunista, l'abbiamo presa, ce l'hanno data in regalo a Pontida, almeno con questo riusciamo a farci un Ringraziamo piatto la di Lega pasta. Toscana che ce l'ha regalata, che loro di comunismo ne sanno qualcosa un po' più di noi perché lo vivono da tanti anni. Ok, grazie a tutti per l'ascolto, abbiamo trasmesso una serie di messaggi interessanti, vi lasciamo con il meraviglioso... È questo che ci scrive. Ah sì, beh, velocissimo perché siamo un po' in ritardo, la maggior parte degli stand che sono nella stradina che collega gli scavi alla piazza dove c'è il santuario sono a conduzione familiare. Ora non so se abbiano la concessione o no, ma so di per certo che i dipendenti sono regolarmente assunti con contratto e fanno lo scontrino sempre, il che in Campania non è scontrato. Ci scrive un'ascoltatrice della provincia di Salerno. E poi in 'ndrangheta non solo, i tentacoli della mafia in Veneto e a Vicenza, lo sappiamo, il nostro carissimo amico Nicolò Naclero, che è consigliere comunale a Vicenza, tante volte ci ha chiamato per segnalarci insomma quello che purtroppo la criminalità inarrestata sta facendo anche là, in maniera iniziale rispetto all'Emilia Romagna, alla Lombardia, al Piemonte, dove purtroppo, e cari amici lo sapete meglio di me, è molto ben e meglio radicata. Grazie a tutti per l'ascolto e vi lasciamo, scappiamo perché siamo in ritardo. Grazie Lorenzo, grazie a tutti per l'ascolto, restate sempre qua su Radio Libertà. Ciao! Avete ascoltato Spazio Più.